Ho visto una grande squadra. Diciamo che in settimana abbiamo lavorato su determinate cose e oggi le abbiamo sviluppate dal primo all'ultimo secondo della partita. Ovviamente dà fastidio prendere gol, però ci sta, non posso rimproverare niente ai ragazzi perché, ripeto, hanno fatto una super prestazione. Mi è piaciuto la qualità che hanno messo, l'intensità che hanno messo in tutti i 90 minuti. Ovviamente veniamo anche da una partita del mercoledì dove il dispendio energetico è stato faticoso anche per il campo, però devo fare complimenti ai ragazzi perché non hanno mollato, quindi questo è un buon segnale. Sono contento per Peppe perché fa parte di questa squadra, è giusto che quando ha la possibilità di segnare deve farlo, però voglio sottolineare determinati movimenti che lo fanno arrivare al tiro, perché anche il mio esterno che viene dentro riesce a liberare lo spazio, quindi riusciamo a fare questo. Peppe in questo momento gira bene perché ogni tiro la mette lì, quindi siamo contenti che ce l'abbiamo noi e dobbiamo continuare su questa strada. Come dico dal primo giorno, un gruppo importante, qua non ci sono gente titolare o gente che devono stare per forza in banchina. Ovviamente gli allenatori siamo messi lì per fare delle scelte, alle volte possono essere giuste o sbagliate, però sono due attaccanti simili ma nello stesso tempo diversi. Ma io voglio questo, voglio che ci sia quella competizione sana, ma lo vedo in tutti, lo vedo anche nei difensori, nei centrocampisti e quello mi fa piacere. Dobbiamo continuare su questa strada, dobbiamo immediatamente archiviare questa partita importante dove abbiamo incontrato una squadra che poteva metterci in difficoltà, però noi siamo stati bravi. Ora adesso dobbiamo da domani iniziare a pensare subito alla prossima. Io credo che non si tratti di dinamismo, sono giocatori diversi, Arario è uno che gli piace anche venire dentro, invece Antonio è più uno che attacca la profondità, ci ha dato una grande mano quando è entrato perché ha recuperato un paio di palloni, ha preso un sacco di falli, ma allo stesso tempo Alan ha fatto una grande partita. Ovviamente non abbiamo voluto rischiare perché aveva un piccolo affaticamento, quindi abbiamo preferito fermarci perché abbiamo un gruppo importante, quindi se c'è qualche problema io non ho problemi a girarmi dietro la panchina e far entrare altri. Mi aspettavo qualcosina perché anche in funzione del campo in cui abbiamo giocato, perché era molto pesante, già campo in erba naturale, poi un campo dove era pieno di pioggia, quindi i ragazzi potevano avere qualche problema, però invece devo essere sincero, non ho vista questa differenza, anzi a tratti posso dire che il gol l'abbiamo preso perché volevamo farne un altro, perché eravamo tutti in avanti, perché abbiamo recuperato palla e siamo andati, quindi una squadra stanca questo non lo fa. Faccio pubblicamente gli auguri a Davide Pettinato che oggi compie gli anni. A me non piace parlare dei singoli, però sono contento della prestazione che ha fatto Davide, ha fatto una grande prestazione, però voglio sottolineare che qui siamo, ripeto, un gruppo importante, quindi facciamo tutti parte di questo progetto e dobbiamo cercare di migliorare giorno dopo giorno.